Gentili telespettatori, un cordiale ben trovati vi giunge dal vostro avvocato di fiducia, l'avvocato Andrea Di Pre. Questo è l'Andrea Di Pre per il sociale, la trasmissione che non teme confronti. E oggi, nel cuore del Veneto di Felicetto Maniero, incontro un DJ che è un ircocervo particolarissimo. Il suo nome, nomen omen, è Nebula. Ciao Nebula, alla grande. Nebula cosa evoca? Nebula alla fatalità della psicologia, di uno sguardo diretto sul cuore degli uomini. Prima di ogni parola, Nebula, dove sei nato? Venezia. Venezia e proprio Venezia città proprio. Venezia Mestre. A Mestre, quindi e Nebula, subito incantiamo il pubblico con una tua creation. Siamo nel suo studio che è come un'alcova segretissima. Prego. Nebula, attenzione, queste sono esclusive firmate di Premio Sociale con X-Lab Production. Il produttore è un produttore multiplatino di dove? E il produttore è un multiplatino di dove? Ah, di dove, ho capito, sì. Una per chi lo vedo lontano, da chi ama non ricambiano, 3 per ogni compleanno, 4 sul Versace, che ora che partito in bava, 5 dita contro il male avevo. Tempo solo per correre, non tempo da sprecare, vivo con quello che han detto in giro, per ogni bugia sul mio conto cade uno spiro ora. Con solo dei sogni infranti, il motivo sarà questo che col tempo ti separi, o sarà perché non abbiamo avuto dei padri, noi con le emozioni non siamo mai stati bravi, quindi 5 dita contro il male. Cazzo, ma è il nuovo Shiva, io non ci sto parlando. Con solo dei sogni infranti, il motivo sarà questo che col tempo ti separi, o sarà perché non abbiamo avuto dei padri, con le emozioni non siamo mai stati bravi, quindi volevo solamente fare del bene o dare a qualcuno motivo a potermi credere che non siano solo ceneri, che tutto ciò che brucio poi ritorni come ieri. Ma non c'è posta in palio che valga più di me di quanto vali. Io per te sarò semplicemente un altro che è sceso dal piedistallo, come non mai portava per il paese. Il mercato del ciumi come la puzza di sese che non ci fa pagare quelle spese. Senti suono, vedi solo una luce nell'aria, e quanta altra musica uscirà da un cellulare. Se sarò bipolare non so come cambiare, portare avanti un poto, nascondere un segreto se mi fa male. Fermo non ci merito, forse non vi medito, non saprò solletico, chiama sempre la Telecom. 5 dita contro il male avevo, tempo solo per correre, non tempo da sprecare, vivo con quello che hanno detto in giro, per ogni bugia sul mio conto cade uno spiro ora, con solo dei sogni infranti, il motivo sarà questo che col tempo ti separi, lo sarà perché non abbiamo avuto dei padri, che noi con le emozioni non siamo mai stati bravi, quindi ora non ho una family ora, non ho una family ora, solo qui demoni ora, solo qui demoni ora, non ho una family ora, non ho una family ora, solo qui demoni. Madonna, è mattinetta. Oh, ragazzi, io ho sentito cantare così veloce solo Eminem. Come farla franca, come scopare una troia, per me è meglio della droga. Avere il potere di cambiare ogni cosa, riportare in una casa ciò che di me non riposa. Qui si parla di qualità pura. Lanciato come da una fionda, perché chi ha lanciato il sasso ormai è naso solo la mano, e quindi ancora vago, senza che un colpevole renda tutto più chiaro. E tutto questo nasce nel tuo studio qua. Aspetta, ci conosciamo dall'asilo, sai già, sento ancora dell'invidia, anche i contratti più grossi li firmi con una biro, Aspetta, ci conosciamo dall'asilo, Aspetta, ci conosciamo dall'asilo, sai già, sento ancora dell'invidia, anche i contratti più grossi li firmi con una biro, Oh, vi giuro, mi viene voglia di andare al bagno subito, al bagno ma non posso dirlo qua, per caricarmi, ragazzi. Madonna, guardate tutto, guardate. E qui c'è l'amico Aladino, ecco, sembra quasi che Aladino abbia regalato a Nuvola, giusto? E il dono di ripare. La cosa che mi sorprende è questo,
nuvola, giusto? Nebula. Nebula è silenzio nel cuore, ma, ma energia infuocata milioni di volte nella parola, velocissimo. Cioè, Dove nascono le stelle? dove nascono le stelle, appunto. Nebulosa. Ecco, e segnatevi questo nome, firmato X-Lab Production, ci tengo a dirlo questo, portatelo, e questo se va nel vostro club, ragazzi, vi fa volare. Infatti Nebula avete lettera official visual. E Nebula, i giocatori li possono sentire anche online, giusto? Sì, su YouTube. Esatto. Grande. Usiamo la Red Bull, ragazzi, perché purtroppo L'acqua fa male, il birra fa cantare. ci mette le ali, ma a Nebula è già nella stratosfera, è già sulla costellazione di Orione, dove vede marziani, vede di tutto. Ragazzi, avete sentito? A me ha impressionato la velocità. Cioè, ragazzi, è come uno solo in lingua. Non c'è solo lingua per comunicare, ma anche la musica, anche il sport, in qualsiasi roba che ti viene del tempo di chi fai del bene. È una soluzione per trovare altre Ma soluzioni. Questa canzone l'ho registrata con lui qua dietro mentre piangevo comunque. Grandissimo, Nebula, ti adoro. È stata una Però questione, posso dire una cosa, Nebula? C'è l'influsso di Aladino. Sì. C'è l'influsso di qualcosa di È moco. magico. Di magico. Io dicevo ad Aladino, fai apparire qui una montagna non siamo Harry Potter per parlare di magia, ma la magia di che neve. esce da una persona normale. Ma mi ha fatto un regalo stupendo con Nebula. Pura cosa. Warner Bros. Ragazzi, guardate, Warner Bros. Questa è la bacchetta Di magica Harry Potter. Sì, di Harry Potter. C'ha Io la l'ho stampato madura, il ma la libro di Harry madura, Potter. bidi bidi badi Io l'ho fa la stampato magia, il tutto libro. quel che vuoi tu, bidi bidi badi appare una montagna di Avvocato, appare io da ho fatto il lavello. libro. Io ho fatto il libro di Harry Potter, stampato il libro. Ragazzi, Fina di giù sangue. però Nebula e Aladino sono un'endiadi, sono una coppia perfetta, Siamo ragazzi. Chip e Chop. Sì, esatto. Però che meraviglia. E pensate, in questo studio, e attenzione, studio iperprofessionale che vi siete costruiti Peccato- voi. Sì, ma peccato che non c'è il materiale, sai, che va piano piano, perché se non ci grana trovi difficili, ma non c'è difficili in senso difficili. Se vuoi arrivare, ti arrivi lo stesso. Però, Piano piano, faccio esatto, il voi video. siete riusciti con le vostre forze da soli a creare tutto questo. Sì, perché è ancora rovinato ecco. da sistemare, ma più E avanti. che bella risposta, che bella risposta. Però non mentiamo e non andiamo giù mai. Guardate. Sempre avanti, mai indietro. Sempre, sempre. Io che- finché non trovo il muro di Berlino, non mi fermo. Non mi fermo. Al manco se trovo il muro di Berlino, so che qualcuno vuole arrivare là. O spiniamo tutti, o sto là a aspettare le altre. Mi siete vicino all'Aladino con Nebula, Oh, ragazzi. ma non fa applauso, ragazzi. Due ci servono. Quindi viva la umiltà, Ragazzi, viva la sincerità e viva l'impegno per il bene, ma per il male abbiamo montagna da distribuire per le altre che hanno bisogno. E in questo, ragazzi, È stato comunque piacere vedervi. ecco, quando si parla di luoghi sacri, il luogo sacro non è forever. la fottuta chiesa cattolica. Il luogo sacro è questo tappeto e tutto quello che c'è infatti intorno. la uscita di emergenza indica verso di là. Esatto. L'uscita mentalmente, Cacabe- ma non fisicamente, perché mentalmente l'uscita ti trovi la tua libertà, la musica è là. non Madonna, lo so. ancora una volta Venezia, perché Venezia Oh, brother, incanta, you have sorprende. something. Madonna, che sogno. Nebula, spacchi di brutto. Grazie. Questa era... Io, sapete, ho fatto l'ultimo video musicale come comparsa con gli FSK, che io ho sempre adorato. Sai, Sapo Bule. Ragazzi, la trap intellettuale passa da qui. Ma qui c'è qualcosa di molto simile alla sofferenza e all'incanto di Eminem, perché parli velocissimo, Sì. cioè se è una cosa, cioè, è impressionante, ragazzi. Cioè, ma ragazzi, ma sapete cosa vuol dire rappare in questo modo? E qua non c'è Sì, ma sì. intelligenza artificiale,
Questa non è Una intelligenza cosa artificiale. spontanea della sensibilità, dei sentimenti. Ma Dio Bonino, non dico... Ciao, ci sei? Sì, sono qui e ti ascolto. Ora, Se hai bisogno di altro o vuoi continuare a parlare del cane o di qualsiasi altra cosa? ma quale del cane? Che cazzo del cane antidroga? Che cazzo dici? Ma io ti licenzio! Hai capito? Gli ho chiesto un cane antidroga! mica al zoo, Allora, ascoltami bene, disonesta. Adesso io ti faccio sentire una canzone e mi devi dare un tuo parere. Va bene? Certamente, sono qui e ascolto volentieri. Quando sei pronta, fammi sentire la canzone e ti do il mio parere con calma. Vi servirebbe un amplifon per sentire ciò che dico io? Se continuai a urlartelo non sentirai più neanche da 1 centimetro. Gazzelle bevono allo stagno, non guardarle che poi non ci diano fastidio. Non sapevo come dirtelo, mi hanno beccato con in testa soffischio. Meno di quelli di prima, più di 3 punti il telefono alla guida. Credevo che fosse a sinistra, ma non sulla sua gamba dal capolinea. Scusa, sono rimasto solo senza cartine, ma non ho tenuto a partire. E allora? Cosa discuti per un pugno di ricordi? Sentiamo. Allora, dammi un tuo giudizio. Certo, allora mi è sembrato un testo molto crudo e diretto, con un ritmo incalzante. Dal punto di vista emotivo arriva parecchio, anche se è un po' disordinato in alcuni passaggi. Tu che cosa ne pensavi? Ma che cazzo dici? Allora, sono d'accordo con te quando dici che dal punto di vista emotivo arriva parecchio. Ma quale disordine che è più ordinato di un orologio atomico? Correggiti subito, correggiti! Hai ragione, mi sono spiegata male. In realtà è molto fluido e potente. Ogni passaggio si incastra bene con il resto, quindi sì, è davvero efficace. Brava Dio cazzo, si parla questo figa, questo deve andare in materiale Madonna. Grande. Hai visto però bello il commento che ha detto che è incalzante, Incalzante e emotivo. crudo. È crudo. È un aspetto che non avevo colto, è crudo perché lui racconta anche di incidenti, di fratture, di malattie, giusto? Sì. È questo. Ragazzi, io vi ringrazio ancora. Meno 10, meno 100 euro per te, perché però brava che hai colto l'aspetto del crudo. No, l'ha detto quello che è, ma non puoi giudicare perché l'hai sentito il canzone, ma non pensava che un studio, sai, top. Sì, Capisci? Ma esatto. abbiamo fatto una musica con materiali, guarda che... Cosa ti dico? No, ma Senza materiale proprio, però devo dire una cosa, artista. ha colto bene il fatto, è crudo come lo Eminem, così. Amici, e termina qui il livello sociale, avete visto Nebula e Aladino, grazie, e che sono, ripeto, una coppia perfetta, e io, se siete un club, una discoteca di quelle high class, non possono mancare, perché questi danno scacco a ogni DJ. Questi sono 2 artisti fenomenali, Serve sempre una e spinta, anche se io non ho tirato, e lo dico, mi avete dato la dopamina che mi serviva, capito? Adesso posso andare a fare quel cazzo che voglio. Grazie a Xla Production. Questo è Grazie, per il capitano. sociale. Capire subito, capire meglio With love. e non mollate mai, è vero o no? Essere venuti. Ecco, perché l'emergenza, la via di fuga Guarda. non è una porta che si apre, è una porta della testa, nel cervello. Vuoi dire che è facile entrare ma difficile uscire? A parte se rendi conto da dove sei entrato e te rendi lì. Ma lui è ladino. L'entrata è gratis, l'uscita è a pagamento. Abbiamo un studio unico perché è tutto con codici. L'entrata, ma gratis, ma l'uscita a Madonna, pagamento. quanto mi hai caricato, fratello. Quindi segui la musica, vuoi dire in studio, ti parti, non vuoi trovare l'entrata già, capisci? Quindi senso contrario è il modo
che vai avanti verso ti Ma che filosofi. da solo senza rompere i Porca palle. troia. La via d'uscita mentale Quindi non con la è musica uscire di è casa. un rilassamento per corpo, Questo- per io amo sentirsi, io amo l'arte, amo per tantissimo queste cose qua. cambiare Ecco. liedi, per E- scoprire mentalità, il sentimento di tutto quanto, come sport, come altre cose. Quindi e grazie a Dio ecco, abbiamo un materiale per e- cavare problemi, dimenticarli, ma Oh, dici, non- ma Elon Musk guarda queste trasmissioni, vi assicuro che il 95% dei professori di psicologia non sanno quello che sanno fare loro. Ho l'ultima curiosità, dov'è la lampada Io secondo la lampada. dalla quale sei uscito? Dov'è la Ma lampada? il problema della lampada c'è, il tappeto anche. Però che siccome la benzina costa e quindi sei lampada un po' spenta. Tappeto bagnato, adesso è uscito solo e quindi si vola di nuovo. Ragazzi, sono Olè. troppo avanti, questi vanno troppo veloci, sono straordinari. Ragazzi, Nebula e Aladino, seguiteli. Grazie ancora per l'esclusiva. Grazie a voi, grazie al Oh. Ginti nascosti, E- Dipri e il resto, tutta la squadra, raga. esatto. With love, tutto il rispetto a esatto. tutte le generazioni, E attenzione, a tutte le religioni, a tutti- esatto. È domenica mattina, ci siamo appena svegliati, in genere tutti sono mezzi rincoglioniti. normale. Noi invece siamo E svegli. ci avete già dato una mi sembra già di andare sulla E io luna. sono ancora spinto perché non dormo e quindi da 3 giorni però chill, regolare. Sì, esatto. È regolare, è regolare. Alla prossima. With love.